Lasciato senza cura i denti, un intervento necessario per risolvere un problema di impianti che sono rovinati e che al momento gli provocano difficoltà ad alimentarsi. La vicenda è quella di Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella, in carcere dal 2023 dopo la condanna definitiva per aver sparato contro i banditi in fuga dopo un assalto ad un bancomat di Vedelago, uccidendo uno di loro. La denuncia arriva dalla moglie di Zen, Franca Berto, che attraverso i social ha lanciato una protesta raccontando quanto sta accadendo al marito rinchiuso nel carcere di Verona. Da mesi, tramite gli avvocati, presentando documentazione medica, hanno fatto richiesta di cure dentarie per Massimo Zen. Un intervento delicato che, spiega Franca Berto, va effettuato all'esterno del carcere, ma ancora non ci sono state risposte e non sono arrivati i permessi. E nel frattempo Massimo Zen fa fatica ad alimentarsi. Della vicenda si è interessato anche il consigliere regionale Giulio Centenaro della Lega. Deve avere questo intervento ai denti, insomma, dei problemi eccetera, e trovo assurdo che non si riesca a dare risposte a una persona, insomma, che ha questi problemi. Parlo anche di un discorso di dignità personale, soprattutto uno che secondo me facendo il proprio dovere ha avuto una condanna così importante e adesso essere umiliato in questa maniera non va bene, ecco. Centenaro ha interessato anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e presto vuole andare a trovare Zen in carcere a Verona. Mi sono sentito anche con lui e vediamo un attimo di trovare una soluzione. Sembra che il problema sia anche dal punto di vista sanitario, quindi vediamo un attimino cosa fare. Nel frattempo ho fatto richiesta, ho dato mandato agli uffici regionali di richiedere una visita presso i carceri di Verona, che vorrei andarlo a trovare e parlargli personalmente. Nel frattempo la moglie di Zen continua la sua mobilitazione sui social con post e foto per tenere alta l'attenzione sulle condizioni di salute del marito.